Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti del comandante veneziano, GP4, mod 2004. Allora ragazzi, il problema della partenza è un problema che c'è anche senza flaps, nel senso questa mod, anzi queste mod ho notato che sono un po' diverse rispetto a quelle fatte nel 90 e nel 93. Quindi diciamo che in partenza c'è un po' una specie di bug che praticamente parte un po' alla cazzo. Comunque ho visto bene i video, alla fine non ci sono problemi di rallentamento, anzi sono molto contento. Adesso però ho abbassato la risoluzione perché preferisco avere come sugli altri GP4 le bande, perché secondo me un gioco così vecchio in Full HD non è il massimo come risoluzione grafica. Qualcuno mi ha scritto perché ho messo la Ferrari che era troppo forte. Ragazzi, vedete la classifica? 3 gare sono a un punto, cioè può essere semplice se c'è la gara favorevole al Comendone, perché magari sono bravo e in quella gara riesco a fare il risultato perché ho la Ferrari. Però avete visto che basta un errore, sei fuori. Quindi ragazzi, quest'anno ho scelto Schumacher perché avevo voglia di andare all'ultimo anno della Ferrari incredibile. Posso già dire che il prossimo anno, il 2005, vado con Juan Pablo Montoya McLaren, quindi macchina di merda. E nel 2006 vediamo. Io penso però Giancarlone Fisichella con la Renault. E poi vediamo, insomma. Però ragazzi, qua la macchina si conta, ma conta che tanto la difficoltà del gioco è incredibile. Ti dico, Melbourne e Sepang sono 2 gare a me favorevoli. Però già il Bahrain, che non è una gara che amo particolarmente, ho fatto cagare. Vabbè ragazzi, quarta gara del mondiale, San Marino. Gara abbastanza favorevole, ma partiamo dal 10° posto, qualifiche non incredibili. Andiamo raga, siamo 11esimi, non decimi. Adesso la partenza ragazzi sia un po' lenta, mi dispiace, ma purtroppo è proprio una roba del gioco. E vediamo di dominare. Dobbiamo fare un buon risultato, Imola, non possiamo permetterci altri passi falsi. 6 giri di fuoco ragazzi. Terza luce rossa, quarta luce rossa, quinta luce rossa. Go, go, go. Si parte, Gran Premio di San Marino, quarta tappa del mondiale. Dai ragazzi, andiamo. Mamma mia. Le due Williams in prima e seconda posizione, Ralph e Juan Pablo, Barrichello terzo. Mamma mia. Vai ragazzi. Abbiamo Juan Pablo Montoya in prima posizione, secondo Michelone, terzo Ralph, quarto Barry, Trulli e Coulthard. No! È un po' cambiato cazzo dall'Imola, no. Vedi, ragazzi, basta una cappella. Basta un errore, porca miseria. Buon sorpasso del Comendone. Mamma mia, Ferrari scorbutica. C'è un po' di tensione adesso perché ho fatto un errore che non dovevo fare, cazzo. Imola è una gara bastarda. Primo giro completato, il Comendone addirittura quinto, giro record di Juan Pablo. Se ne stanno andando però, Mi sono abituato troppo con le macchine anni 90, cazzo.
Visto ragazzi, non è così semplice come sembra, ma per questo è più divertente. Dai, spingi sta Ferrari, cazzo. Abbiamo Trulli al quarto posto. Jarno Trulli. Mamma mia. Dai Michael, dai Michael. Abbiamo la miglior macchina, questo è vero. No, ancora sta curva malefica, no. Ma no, ma no. Quanti errori. Niente da fare ragazzi. Ma porca miseria. 16esimo, non ci voglio credere. Momento un po' così su GP4 per il Commendone, eh? Non sono in forma strepitosa. Se devo fare la remontata, Giro record di Montoya. C'è un bel trenino però. Non è possibile, cazzo. Veramente tanti errori. Manca 3 giri, ragazzi. La possibilità di non andare a punti è molto elevata. Ho guidato veramente male. O quando inizio bene i mondiali poi faccio sempre cagare, speriamo bene. Fuori dai coglioni, da matta. Alonso molto indietro comunque. Devo recuperare una vagonata di posizioni ragazzi. Speriamo di non sbagliare in sta cazzo di curva. Mamma mia. Scusami vecchio. Porca puttana. Adesso c'è Alfonso, siamo contro Alfonso. Alfonso tenta di sorpassare una Jaguar. Dai che si rallentano un po'. Devo fare la remontata, fioi, la remontata. Occhio, Alonso va in cura a tomare. No, era Minardi, Bravo Commendone. Dai, vai. Siamo 12esimi ragazzi, molto indietro. Dai, vecchio, su. C'è Raikkonen adesso davanti a noi. Sono abbastanza concentrato ragazzi, ma la vedo dura oggi fare punti, la vedo molto dura. Mondiale già in salita ragazzi, Montoya sta vincendo ed è primo in classifica. Mamma mia, grande sorpasso su Kimi, grande Commendone. Purtroppo ho pagato dei giri non positivi all'inizio. Dai Barrichello, cerca di levare punti alle Williams, muoviti, Pirlotto.
Meno male che era facile con Schumacher, cazzo, mamma mia. Basta qualche errore. Dai, spingi sta macchina. Vai, Michelone. All'esterno, Schumi. All'esterno. Doppio sorpasso da urlo, ragazzi. Grande comandone. Siamo ancora dietro, però. E manca solo un giro alla fine. Giro record di Michelone. Ho fatto il giro record. Aumentano gli impianti, ragazzi. Aumentano gli impianti. Aumentano gli impianti in casa Ferrari. Dai, dai. Cerchiamo di pigliare almeno un punto. Ai ai ai. Ho ammazzato Mark Webber. Ma chi se ne frega, ragazzi. Grande Comendone, il Comendone domina. In questa gara ho alternato cagate a cose belle. Ho fatto un bellissimo sorpasso doppio. Però ho ammazzato Marcone. Settimi siamo, cazzo. Siamo in grande rimonta però. Poi in 6 giri, ragazzi, è difficilissimo. È ancora più difficile in 6 giri. Dai. Beh, dai, 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 bravo Comendone. Questo è un bel sorpasso, è la mia curva. Adesso, non so se riesco a superare Massa. Poi non mi ricordo se già nel 2004 c'erano 8 piloti a punti. Non me lo ricordo questo, onestamente. Dai, arriviamo sesti, cazzo. Massa, 2-3 secondi di vantaggio. Che gara di merda, però. L'avevo persa all'inizio. Vabbè. Peccato, sinceramente potevo fare almeno un terzo posto. Un terzo posto sicuro, vabbè. Che merda, che merda. Che giramento di palle. Vabbè. È andata così, ragazzi. Va a vincere Juan Pablo Montoya, che si candida a vincere il mondiale 2004, primo in classifica piloti, doppietta Williams. Vabbè. Settimo posto molto amaro per Michael Schumacher. Vedi, fino ai primi 8, bene, hanno preso 2 punti, importante questa cosa. Buono. Allora, Montoya 29, Schumi 22, Trulli 16, Barrichello 14. Montoya, prima piccola fuga di Juan Pablo 8. Nella costruttori siamo in svantaggio di brutto. Dai raga, prossima gara dobbiamo recuperare assolutamente. Vai ragazzi, non ho tempo, ancora qualifica un po' così. Pole position di Rubinho, Rubens, Barrichello. E vediamo ragazzi, qua dobbiamo fare assolutamente tanti punti perché Montoya sta scappando. Dobbiamo fare una buona partenza, speriamo. Dai raga, dai raga, dai raga. Prima luce rossa, seconda luce rossa, terza luce rossa, quarta luce rossa, quinta luce rossa.
Go, go, go! Partiti ragazzi! Andiamo a vincere questo Gran Premio! Proviamoci! Che rischio subito! Che rischio comendiano! No! Mamma mia! È andata bene alla fine, meno male! Comunque con Fraps si fa un po' più di fatica con queste mod degli anni 2000. I tempi di risposta sono un po' diversi, ma va bene lo stesso. Io sono il comandone e il comandone domina. Dai Barrichello, devo superare il Barry adesso. No! Ah no! Ma no, cazzo, no! Cagar! Ancora sbavatura comendiana. Dai che le possiamo superare le Renault. Dai comandone veneziano. Dai che dobbiamo dominare. Con Fraps ragazzi il tempo di risposta è un attimino più lento, quindi faccio un po' fatica anche per quello. Quindi difficoltà in più per il comandone, bene. Le due Renault se ne stanno andando insieme a Barrichello, cazzo. Devo arrivare almeno a podio, porca miseria. Invece Fisichella ormai è già molto indietro, 1 secondo e 8 e si gode. Però devo recuperare terreno da Alfonso. Dai Schumi. Montoya non è neanche in zona punti in questo momento. Dobbiamo approfittare di questo problema della Williams. Siamo vicini ad Alfonso. Siamo molto vicini ad Alfonso. Non è prevista pioggia per la gara di oggi. Giro record di Barrichello, noi siamo a 5 decimi da Alonso, male. Anzi adesso 1 secondo e 5. Però abbiamo un bel vantaggio su Fisichella ragazzi. Sono concentratissimo. Concentrazione massimale. Occhio. Dai Marchetto, dai. Dai che siamo vicini ad Alonso adesso, siamo vicini ad Alfonso. Dai, con la calma e la pazienza, magari riusciamo a prendere il terzo posto. L'ho un po' rischiata, mi sono avvicinato ancora. Bravo Marco, dai. Dai Michael. Dai Michelotto. Mamma mia che rischio.
Ah, Dio mio. Comunque sto girando bene, su buoni tempi. Devo stare attento che forse Barrichello è l'avversario più pericoloso rispetto a Montoya. Dai che ormai Alonso è qua. Dai che Alonso è vicinissimo. Bravo. Bravissimo. Bravissimo Michael. Grande sorpasso. È la mia curva quella in Spagna, come nel mondiale 93. E adesso andiamo a caccia di Jarno Trulli. Siamo a caccia di Jarno. Ai box Heinz Harald Frentzen. Ancora giro record di Rubens Barrichello. Mamma mia come sta girando il Barri. Tre giri alla fine. Dai, vuole fare la doppietta a Ferrari, devo arrivare almeno secondo. Dai Michelone. Dai, spingi sta macchina, cazzo. Trulli viaggia bene però, Meglio di Alfonso. Barrichello ormai in fuga. Dai Marchetto, dai. Alonso ormai ha 1 secondo e 2, bene. Curva sempre al limite questa, ragazzi, madonna del signor. Dai che lo possiamo superare. Queste ultime 2 curve in questo mondiale riesco proprio a interpretarle bene, cazzo. Buon giro comunque, Buon giro questo come tempi, che Trulli, ragazzi, viaggia come un drogato. Dai Marchetto, dai. Dai che ho cominciato bene questo giro. Dai che siamo più vicini a Jarno, dai. Dai ragazzi. Dai che siamo là. C'è un doppiato intanto. Mamma mia, mamma mia. E senza toccarlo ragazzi. L'ho portato all'esterno e ha sbagliato. Ho fatto pressione a Trulli, non l'ho toccato ragazzi. E godo, grande Comendone. Senza toccarlo, grande veneziano. Primi e secondi le Ferrari. Stiamo calmi. A 1 giro e mezzo dalla fine. C'è solo Barrichello adesso. Che sorpasso, grande Marchetto. L'ho costretto ad andare sull'erba. Va bene che secondo posto ragazzi. Sinceramente va bene anche il secondo posto. Final lap a Catalogna. Vai Comendone, Barrichello è veramente in fuga.
Però doppietta Ferrari forse. Però se Barrichello va fuori sinceramente non mi dispiace, Stiamo attenti adesso. Abbiamo un buonissimo vantaggio su Alfonso, però addirittura 5 secondi e 2 da Barrichello. Barrichello veramente ha fatto una gara incredibile. Anche per Barrichello seconda vittoria stagionale ormai. 4 vittorie per la Ferrari in 5 gare, 2 per Michelone, 2 per Rubinho e una per Juan Pablotto. Anzi, una per Giovanni Paolo. Va a vincere Barrichello, ma secondo posto importantissimo per Michael Schumacher. Grande Ferrari, doppietta storica. Seconda posizione, si gode. Allora, classifica, no. Campionato. Schumi 30, Monte 29, siamo avanti di 1 e godo. Che mondiale, 24 Barrichello, bellissimo. Costruttori. Buono, 54-42, siamo in testa anche in costruttori. Perfetto ragazzi, grande. Monte Carlo come al solito in questo gioco è impossibile, parto dall'ultima posizione. Monte Carlo in questo gioco è impossibile. Non ho mai finito una gara, veramente incredibile. Proprio impossibile, cioè un muro lo becchi sempre. È proprio duro questo gioco ragazzi. Non ce ne batto un pole position. Devo fare una rimonta impossibile, proprio a Monte Carlo. Le dura. Vai ragazzi, ultima luce rossa. Vai, Gran Premio di Monte Carlo. Proviamo il miracolo. Cazzo, che partenza. Mamma mia. Siamo quinti, ma l'errore è dietro l'angolo. No! C'è Montoya al quarto posto. Sta attento Comendone. Mamma mia, è troppo tensione. A Monte Carlo ragazzi, i muretti sono troppo vicini. Dai Marchetto, dai. Madonna benedetta. Madonnina del Signore. Sorpasso incredibile. Ottimo Comendone. Mamma mia, cosa ho rischiato. Madonna, primo giro completato, è già un miracolo. Andiamo pianino, primo Ralph, secondo Button e terzo Trulli, quindi può andare bene anche un quarto posto per il mondiale. Dovremmo ragionare tipo Prost. Dovremmo essere professori. Poi la Ferrari storicamente va sempre male a Monte Carlo. È da 13 anni che la Ferrari non vince nella realtà. Ai. Andiamo pianino e chi se ne frega.
Magari davanti sbagliano, speriamo. Mamma mia. Tanto Barrichello supera Montoya, godo. Barrichello è vicinissimo, però cazzo, non riesco proprio. Non riesco a commentare poi. Sono troppo nervoso. Mamma mia, è proprio impossibile a Monte Carlo. Basta un errore, sei fuori, ragazzi. Non me la sento ritirare tanto, sinceramente. Finora nessun ritiro, incredibile. Ai ai ai. Ragazzi, sono un pirla. Per sbaglio ho schiacciato il tasto di Fraps, la registrazione, ho perso la metà gara, me ne sono accorto adesso. Che pirla. Comunque sono riuscito ad arrivare quinto, per fortuna. Prima gara terminata a Monte Carlo, arrivano punti importanti. Classifica. Allora no. Sì, ciao ragazzi, come non è partito, ok. Allora, classifica piloti: Schumi 34, Montoya 32, Barrichello 29, Ralf Schumacher 23, Trulli 22. Mamma mia, 5 piloti in 12 punti, bellissima. E classifica costruttori, siamo in vantaggio di abbastanza, però insomma non tantissimo. Mondiale meraviglioso, prossima gara in Canada, ragazzi. Un saluto dal comandante veneziano, mi dispiace per il fine video di Monte Carlo, ma sono una pippa. Ciao!